Famiglie spesso numerose che vivono in abitazioni poco salubri, fredde d'inverno e calde d'estate, con livelli di illuminazione scadenti. Famiglie che per far fronte al caro bolletta risparmiano sui consumi. Sono circa 135.000 in Veneto le famiglie in cosiddetta povertà energetica, oltre 300.000 persone. Il rapporto dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre racconta di uno scenario preoccupante che rispecchia il dato nazionale. I nuovi poveri che non riescono a far fronte alle spese di un mercato dell'energia impazzito anche per gli scenari internazionali. Questione che non riguarda solo le famiglie, a soffrire in modo evidente sono anche le microimprese. Nella nostra regione rappresentano il 94% del totale delle attività economiche in cui è impiegato il 39% dei lavoratori. Caro energia che costa il 165% in più rispetto alle grandi aziende. A soffrire maggiormente sono le attività con meno di 10 dipendenti e un fatturato o un bilancio anno inferiori a 2 milioni di euro. È delle scorse ore l'intervento della Premier Meloni che ha annunciato per questo lo stanziamento di circa 1,6 miliardi di euro per le famiglie e 1,4 per le imprese. Il governo ha fatto bene a introdurre i bonus per mitigare il caro bollette, ma se anche in Veneto le microimprese pagano 2 volte e mezzo in più l'energia delle grandi aziende, è evidente che bisogna intervenire legislativamente per redistribuire il carico, soprattutto delle tasse e degli oneri. Anche perché gli artigiani e i piccoli commercianti nel 70% dei casi lavorano da soli. Pertanto i rincari della luce e del gas li stanno pagando 2 volte. La prima sulle botteghe o i negozi dove esercitano l'attività, la seconda sulle utenze domestiche.